Per il centro operativo della Protezione Civile è stata una settimana con il fiato sospeso, ma dare un'occhiata alle previsioni meteorologiche, il rischio è che per tutto il mese di febbraio si possano succedere emergenze su emergenze. Tanto vasto è il fronte in tutto il Veneto da tenere sotto controllo. Questa emergenza continuerà ancora nei prossimi giorni, non è conclusa, le quote idrometriche sono ancora non sono in discesa ma rilevanti, la montagna ci riserverà ovviamente una serie di sorprese perché la neve che è caduta copiosa genererà dei problemi, quindi continueremo a monitorare in modo molto fermo la situazione. Una cosa alla volta, al preannunciato brusco rialzo delle temperature ma con nuove perturbazioni ci si penserà a metà mese, se davvero le previsioni saranno rispettate. Lo sguardo all'attualità ci porta a queste situazioni particolarmente a rischio. In questo momento sono le aree allagate, ovviamente, mi riferisco principalmente a Montegrotto che ha avuto tutte le aree allagate del Veneto che sono sparse, come dire, a macchia di leopardo che hanno interessato un po' tutta la regione. Ci sono poi zone in montagna dove le precipitazioni nevose si valutano alte come muri e sono ancora lì dove sono state accumulate. Con i metri che abbiamo avuto in questo momento continuano ad operare i nostri colleghi peraltro del Soccorso Alpino, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, per rimuovere la neve dai tetti che inevitabilmente, se non rimossa, potrebbe portare dei danneggiamenti. Durante la fase di scioglimento si andrà a vedere se ha generato dei danni che adesso non riusciamo a rilevare ovviamente.